Prima contro seconda nel big match di San Salvatore di Cogorno. La capolista Real Fieschi è caduta settimana scorsa per mano della Caperanese dopo 8 risultati utili consecutivi, mentre la Ronchese, con una serie utile di addirittura 13 risultati utili consecutivi, di cui ben 11 vittorie, è arrivata a rosicchiare punti alla capolista, arrivando a soli -2. Prima del match viene osservato un minuto di silenzio per ricordare Wilson Leon Seminario, un ragazzo 17enne tesserato per il Real Fieschi, scomparso nelle ore antecedenti alla contesa. 12 minuti e la Ronchese si fa subito sorprendere in uscita. Sannetti ruba palla a Rogerone, l'esterno scambia con Perucchio, il mancino fulmina Orzo sul primo palo per il vantaggio dei padroni di casa. Match subito frizzante e a tratti spigoloso, con i rossoblù che sfiorano l'immediato pareggio. Il piazzato di Morando da solo l'illusione della rete. Guadagna fiducia la squadra di Amarotti e solo una perfetta diagonale di Mangini su Cavallino evita guai alla retroguardia bianco-blu che 20 secondi dopo possono benedire il montante che si sostituisce a Buongiorno sulla soluzione dalla distanza di Ingenno. Gli ospiti nella fase centrale aumentano la pressione legittimata da questo destro autocostruito da Morando, ma il pareggio, come l'amore, is in the air, griffato a fuoco dal soffice lob di Rogerone, che raccoglie la sponda aerea di Albrie sulla punizione addirittura dalla propria area di Romeo. Pareggio assolutamente ineccepibile per la mole di gioco degli ospiti. 25 minuti di nulla nelle immagini della ripresa filmata e montata da Enrico Figus, interrotti da un episodio che potrebbe cambiare le sorti dell'incontro e dell'intero torneo, con il contatto in area tra Bellolio e Cavallino che viene giudicato falloso dal signor Calzolari di Albenga, con i padroni di casa che protestano per un presunto fallo precedente ai danni dell'estremo di casa. Dal dischetto si presenta Albrio, che però si fa ipnotizzare dal numero 1, intervento di un'importanza pazzesca nel mantenere la situazione di parità. A 2 minuti dal termine invece per Romeo l'occasione della vittoria rossoblù, ma il suo mancino è troppo debole per impensierire Buongiorno. Un minuto dopo i padroni di casa restano in inferiorità numerica per l'intervento scomposto di Ruffino ai danni di Cavallino, e al terzo dei 4 minuti di recupero concessi Costa Carissima, la palla persa in attacco da Albrio con Ferron che architetta il contropiede per Perucchio, che cambia campo per Casella, che da posizione defilatissima supera Orzo con un lob di esterno destro che fa la sponda con la traversa, ma è prontissimo sulla linea il neoentrato Cizmia, che scrive i titoli di coda del match e forse del campionato. A San Salvatore di Cogorno finisce 2-1 per il Real Fieschi. Il 2-1 finale racconta di una gara dai due volti: pirotecnica frizzante, ricca di gioco e soprattutto intensità nella prima frazione, soporifera per gran parte del secondo tempo, in cui però la Ronchese ha la grossissima recriminazione di aver fallito il rigore del possibile KO. A questo punto Real Fieschi che va a +5 sulla Ronchese, con il calendario che sorride alla squadra levantina in virtù delle 5 gare ancora a disposizione contro le 4 da disputare per i rossoblù.